Io non so, penso che sia incommentabile. Noi dobbiamo semplicemente inchinarci davanti alle forze dell'ordine e ringraziarle infinitamente per quello che hanno fatto. L'assessore alla sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, dalla nostra emittente interpellato, risponde a stretto giro di posta al capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Possibile in Consiglio Comunale, Andrea Di Lenardo, dopo le frasi shock esternate in diretta da quest'ultimo dagli studi di Ring. Puntando il dito su prefetto e questore, rei di aver autorizzato le forze dell'ordine a sparare gas lacrimogeni contro i manifestanti non conformi alle attuali normative di sicurezza e salute. Roberti definisce le esternazioni dell'esponente dell'estrema sinistra udinese come inqualificabili e incommentabili, mentre elogia la professionalità messa in campo dalle forze dell'ordine, pronte a sedare sul nascere un pericoloso focolaio fomentato dalla furia cieca di un manipolo di delinquenti infiltrati tra i manifestanti, invitando l'area politica di centrosinistra a dissociarsi da queste frange violente. Al suo interno ha ospitato dei criminali, perché questo sono dei criminali che hanno tentato di mettere a ferro fuoco la città, e solo grazie alla professionalità delle nostre forze dell'ordine non soltanto si è tenuta sotto controllo la situazione, ma si è evitato persino il contatto, perché se ci fosse stato un contatto fisico e non mediato dagli idranti e dai lacrimogeni, probabilmente qualcuno si sarebbe fatto veramente molto male, peggio di quello che è successo.